Anche quest'anno 2600 persone sono rimaste senza borsa di studio, avendone il diritto. Abbiamo fatto 5 giorni di occupazione a Palazzo Liviano per sensibilizzare l'università su questo fatto e quindi chiediamo che la rettrice si faccia portavoce e garantisca il diritto allo studio nella propria università e che tutte le rettrici e rettori delle università del Veneto prendano posizione su questo problema. Manifestazione del sindacato degli studenti davanti alla sede dell'Università di Padova per chiedere un intervento della rettrice in tema di diritto allo studio. In Lombardia i rettori e le rettrici degli atenei hanno chiesto alla regione di limitare il più possibile i tagli ai finanziamenti. Gli studenti chiedono che anche in Veneto sia così. Noi chiediamo lo stesso dalle rettrici e i rettori del Veneto, con anche un appello alla Regione e all'assessore Donazzan perché non ci siano più ulteriori tagli e che si investa veramente nel futuro della Regione e nel futuro dell'università. Uno dei temi fondamentali sollevato dai manifestanti è quello di quegli studenti a cui è stata assegnata una borsa di studio che però non viene liquidata per mancanza di fondi. Sono quest'anno più di 2600, l'anno scorso erano numeri simili, 2500, quindi parliamo di un problema strutturale che si ripete ormai per 2 anni di fila a Padova con studenti e studentesse. Ripetiamo, la stessa università riconosce che hanno bisogno di un sostegno economico per continuare gli studi, ma a causa dei mancati fondi da parte della Regione e da parte dei vari organi che dovrebbero occuparsene, questi soldi non arrivano, quindi questi studenti non hanno i mezzi per continuare a vivere in una città in cui il costo della vita, ricordiamo, continua ad alzarsi.